questa sera mi trovo a Colbertardo, una frazione del comune di Vidor. Ci troviamo ovviamente nella provincia di Treviso, un territorio, questo in particolare, che nel 2019 ha raggiunto un obiettivo importantissimo, quello di entrare nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. E siamo qui perché si è appena svolta la cerimonia, adesso vi mostro anche il palco che in questo momento è vuoto, cerimonia, dicevo, di premiazione della 7ª edizione del concorso Fascetta d'Oro, un concorso che premia, unico nel suo genere, unico che è stato anche riconosciuto dal Ministero a livello nazionale, premia i vini, i migliori vini di questo territorio, le colline Conegliano Valdobbiadene, le colline del Prosecco. 40 le fascette, tra fascette di bronzo, argento ed oro, che sono state attribuite questa sera. Tante le società vinicole, le aziende agricole che si sono aggiudicate questi premi. Adesso vedete molte persone là sullo sfondo perché c'è un momento anch'esso molto atteso, molto gradevole, che è quello della degustazione di formaggi della latteria Soligo e dello spiedo, che è stato preparato con cura durante la serata dalla Accademia dello Spiedo dell'Alta Marca. Tutti quanti protagonisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo grande evento che ho avuto il piacere di co-condurre assieme a Claudio De Stefani. Abbiamo fatto questa coppia inedita per me questa sera, di Claudia e Claudio sul palco, e non solo, anche il fotografo si chiamava Claudio. Adesso vi porto da questa parte, abbiamo dei musicisti che allietano questo momento, ed ecco da quella parte la degustazione in corso. Un saluto dalla Gran Galà della primavera del Prosecco.